Dal 2017 al 2018 un nuovo anno di sfide e cambiamenti. Alle 21:15 di domani il presidente Luca Zaia pronuncerà il suo discorso al popolo veneto. Appuntamento alle 21:15, reti unificate su Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est. Capodanno blindato nelle principali piazze della Marca, tra varchi, metal detector e task force di polizia, ma i sindaci si appellano ai cittadini: non abbiate paura di venire in piazza. Dal 1 gennaio 2018 aumenti per le tariffe di luce, gas e pedaggi autostradali. Una famiglia in media vedrà un aggravio di oltre 500 euro. Il delitto di cornuda, nuovi particolari emergono dall'autopsia sul corpo di Sofia. Alcune tracce potrebbero far supporre che la donna si sia difesa prima di essere gettata nel burrone. Morto dopo 2 giorni di agonia il 57enne investito da un'auto giovedì a Montebelluna. Intanto cordoglio a Casier per la fine di Edi Ganassin, vittima del tragico schianto in scooter a Treviso. Dalla Procura di Treviso la richiesta di stato di insolvenza per Veneto Banca. Se venisse accettata dal Tribunale Civile si aprirebbero nuovi scenari per i risarcimenti degli azionisti. Continua il viaggio tra i luoghi e oggetti della Grande Guerra. Tra Ponte di Piave e Macerata abbiamo trovato i dispacci lanciati dal nemico con le false notizie per disorientare i soldati. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre parlando della vigilia di Capodanno che almeno, ma non solo, nei 2 maggiori centri della Marca trevigiana come Treviso e Conegliano si svolgerà in un clima di festa, certo, ma una festa mai così sorvegliata per le misure antiterrorismo e antipanico. Ma i sindaci delle città di Conegliano e di Treviso in particolare lanciano un appello ai cittadini: non abbiate paura di venire a festeggiare. Barriere, accessi controllati, metal detector. Da Treviso a Conegliano ci si prepara a vivere il Capodanno 2018 come se nulla fosse, ma il dispiegamento di forze dell'ordine e volontari, mezzi e strumenti di controllo non ha nulla a che vedere con la notte di San Silvestro di un anno fa. Feste nelle piazze blindate o poco ci manca, ma l'appello dei sindaci è di non far prevalere la paura e di partecipare con il consueto entusiasmo. Il lavoro fatto dal questore, il prefetto, l'assessore alla sicurezza, la nostra polizia municipale è assolutamente ottimo, quindi possiamo venire tutti con serenità e tranquillità qui in piazza per farci gli auguri e vivere la nostra bellissima città in attesa del 2018. Musica in 4 piazze del centro, a Treviso poi fuochi d'artificio dalla Torre Civica, a Conegliano concerto di fine anno al Teatro Accademia e grande festa per le strade, anche in questo caso super sorvegliata. È da giorni che stiamo lavorando su queste misure che rispettano quelle che sono le nuove normative, misure che sono assolutamente restrittive, che pongono qualche problema ma che in questo momento sono assolutamente necessarie, per cui invitiamo tutti a divertirsi a Capodanno, passare un bellissimo Capodanno a Conegliano, e le misure di sicurezza magari possono creare qualche piccolo disagio, ma magari ci fanno vivere più sereni. Tutti in piazza, quindi anche i primi cittadini, per Manildo cena in famiglia. Poi qui tutti in piazza con entusiasmo per, insieme a tutti i trevigiani, gridare viva Treviso e benvenuto 2018. Questo dunque è l'appello a turisti e cittadini, e se in molti certamente raccoglieranno l'appello, c'è anche chi, considerando il freddo previsto per domani notte, in gran parte festeggerà il 2018 stando a casa o altrove. Allora vediamo un nostro piccolo viaggio proprio in centro a Treviso, oggi. Diciamolo subito, nel nostro campione intervistato oggi nel cuore di Treviso non siamo riusciti a trovare qualcuno che attenderà lo scoccare della mezzanotte in piazza. Bello il nostro territorio, molto bello. Dove passate il Capodanno? Qui a Treviso. Venite anche in piazza? No. Perché? Noi siamo a un incontro milonghero di tango. No, stiamo a casa in famiglia quest'anno. Ma non venite perché avete paura perché ci possono essere attacchi terroristici? No, perché in realtà con i bambini piccoli, con passeggini, credo non sia proprio il caso andare in mezzo alla gente. No, vengo in piazza, in un ristorante intorno a Treviso. Tutti invece concordano nel Capodanno al caldo o di qualche casa, se non addirittura dei tropici. Nessuno che però rimanga a casa per paura di attentati o semplicemente perché si sente blindato, ad iniziare dai turisti esteri. Non l'ho visto, come in tutta Europa, no? Uguale. Speriamo bene senza attentati perché nel mondo oggi succede di tutto. Non andrai in piazza? Sono già passata. Grazie. Ma l'ultimo dell'anno? Vediamo. Allarme e terrorismo, hanno messo le pioniere, cioè, come vi sentite? Questo Capodanno blindato? Sono un relax, totale relax. Non vi sentite preoccupati? No, assolutamente no.
Già le fioriere antisfondamento, che come si vede sono state scambiate per pose cenere o in alternativa per campo di patate. Non un fiore, niente che abbellisca un po' queste barriere a protezione del salotto di Treviso. Indifferenza, dimenticanza o gesto di scherno da chi le ritiene inutili oltre che brutte? Le fioriere ci sono anche nelle piazze, vanno bene, però l'importante è che siano curati poi. Il decoro per la città. Tutti comunque accettano ed apprezzano la maggior sicurezza. Comunque vedo che sì. Comunque c'è tanta polizia in giro, quindi. Come vi sentite? Più tranquilli? Più tranquilli? Tranquillissimi. Protetta, ma non so, non sento neanche troppo il pericolo adesso. Treviso è sempre stata una città che mi ha dato sicurezza, non ho mai avuto sentore di non essere protetta. Insomma un capodanno come gli altri, con l'ultima considerazione che riassume così il pensiero dei trevigiani. Speriamo che gli abbia risolto il problema, ho qualche dubbio perché se vuole gli passa da tutte le parti. Misure di sicurezza dunque che almeno in centro a Treviso potrebbero rallentare l'afflusso in piazza. Allora la polizia locale invita proprio i trevigiani ad arrivare in centro per tempo e ricorda anche l'ordinanza antibotti. Il consiglio che do è quello di anticipare la partenza per recarsi in questi luoghi e diventi effettivamente il 31/12 un momento di serenità, di felicità e di buon auspicio per tutto il 2018. Presentarsi agli accessi alle piazze per tempo e non solo perché saranno a numero chiuso. Alla vigilia della festa di Capodanno tra Piazza dei Signori, Piazza San Vito e Loggia dei Cavalieri, la polizia locale suggerisce ai tanti che arriveranno in città di farlo con anticipo e armarsi di pazienza. Le misure di sicurezza potrebbero rallentare l'afflusso. Il consiglio è di anticipare il più possibile la presenza in questi luoghi ove verranno organizzati gli eventi, in quanto la presenza prevista è una presenza massiccia, importante. Ci sarà a volte la necessità di fare un po' di coda proprio per garantire i controlli finalizzati proprio a tutela delle persone. Attenzione poi a non incorrere in sanzioni per i botti, vietatissimi la notte di San Silvestro all'interno delle mura. L'ordinanza riguarda la fascia oraria che va dalle ore 20 del 31 alle ore 6 del 1 di gennaio. C'è un divieto assoluto, escluso i luoghi autorizzati, di accensione di fuochi d'artificio, botti, materiale pirotecnico all'interno delle mura cittadino. Divieto esteso fino a Epifania in tutto il comune per i botti esplosi a meno di 500 metri da case di riposo, scuole e ospedali, ma anche in presenza di animali che potrebbero spaventarsi, scappare o avere reazioni inaspettate. A proposito di Capodanno, a salutare la fine di questo 2017 celebrando l'inizio del nuovo sarà anche il governatore Luca Zaia e lo farà proprio dai nostri teleschermi con un discorso speciale al popolo veneto. Appuntamento alle 21:15 di domani a reti unificate sulle emittenti del nostro gruppo, il gruppo Media Nord-Est, quindi Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est. Un anno di sfide e cambiamenti. Nel 2017 i veneti hanno vissuto la rivoluzione della sanità e lo sblocco definitivo dei finanziamenti per l'avvio della Pedemontana, ma il 2018 sarà l'anno dell'autonomia. Il primo atto è stato la valanga di sì al referendum del 22 ottobre, ora la macchina è partita e l'obiettivo è alla portata. A dirlo il presidente della regione, Luca Zaia, che nella serata del 31 dicembre pronuncerà il suo discorso al popolo veneto. Temi, sfide, obiettivi di un anno chiamato a dare una svolta. L'appuntamento è per le 21:15 a reti unificate sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est. 21:15 dunque di domani. Adesso la cronaca, il delitto di cornuda con i nuovi inquietanti elementi particolari che emergono dall'autopsia sul corpo della povera Sofia. Ci vorranno mesi per conoscere la verità sulla drammatica morte di Sofia Melnik, la 43enne ucraina trovata senza vita in fondo ad un burrone sul versante vicentino del Monte Grappa. Quel sorriso solare, quegli occhi azzurri, una bellezza che si è spenta in modo orribile. Perché e da chi? Ora tutti se lo chiedono. I primi esami dell'autopsia, qualche risposta ai tanti interrogativi che sin dall'inizio ruotano intorno a questa vicenda l'hanno data. Se sembra certo che la donna non sia stata uccisa da un'arma da fuoco o da taglio, si apre l'ipotesi che Sofia possa essere stata picchiata prima di venire gettata nel burrone. Violenza che potrebbe essere supportata dalle tracce che sarebbero state rinvenute sotto le unghie della 43enne, che se confermato si sarebbe opposta strenuamente al suo aggressore.
Ipotesi al momento, come ipotetico rimane l'orribile spettro che Sofia possa essere stata ancora viva quando è caduta nel dirupo. La posizione fetale in cui è stata ritrovata ha fatto subito pensare a questo straziante scenario. Bisognerà però attendere gli ulteriori accertamenti che verranno eseguiti nelle prossime settimane, insieme alle radiografie e l'attacco che potranno confermare o meno se Sofia sia stata picchiata a sangue con calci o da un corpo contundente o se la causa della morte sia un'altra. E poi ci sono i computer prelevati dagli uomini del RIS durante le analisi nell'abitazione di Cornuda, le cui analisi potrebbero aprire nuovi scenari. Al momento gli inquirenti non si sbilanciano, perché se l'ipotesi dell'omicidio-suicidio appare come più plausibile, lo stesso capo della Procura di Treviso, Michele Dalla Costa, ha parlato di tutte le piste ancora aperte e della mancanza attualmente di elementi oggettivi che permettano di collegare tra loro i due eventi, ovvero la morte di Sofia e il suicidio del compagno Daniel Pascal Albanese, avvenuto 15 giorni dopo la scomparsa della donna. E ancora la cronaca con la lunga scia di sangue di questi giorni sulle strade della Marca. Non ce l'ha fatta Valerio Caverzani, il 57enne di Montebelluna, che mercoledì sera era stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. Le condizioni dell'uomo erano apparse subito gravi e dopo 2 giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere. Guardia venatoria, Caverzani era molto conosciuto a Montebelluna come una persona gentile e riservata. Mercoledì sera stava attraversando la strada in via Roma quando un'auto lo ha investito. In quel momento scendeva un'intensa pioggia che limitava la visibilità. L'impatto violento, nonostante il tempestivo intervento del SUEM e il lavoro dei medici, una volta giunto all'ospedale, Caverzani non ce l'ha fatta. L'ultimo gesto di generosità, la donazione degli organi. Mentre Montebelluna piange la scomparsa del 57enne, c'è un'altra comunità in lutto, quella di Casiera, ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Edi Ganassini a 65 anni, vittima ieri pomeriggio del terribile schianto lungo strada Ovest a Treviso. L'uomo viaggiava in sella allo scooter con la moglie quando un'auto, svoltando, ha travolto il mezzo, sbalzando i coniugi sull'asfalto. Nulla da fare per Ganassin, che è spirato davanti agli occhi della moglie. E purtroppo sulle strade della Marca si registrano anche in queste ultime ore diversi incidenti stradali. La scorsa notte un'auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada in pieno centro a Castelfranco, finendo nel fossato che costeggia il castello. L'automobilista illeso è riuscito a mettersi in salvo. Stamane i vigili del fuoco al lavoro per recuperare il mezzo. Per facilitare le operazioni, i pompieri e i carabinieri hanno fatto chiudere l'acqua del fossato. Questa mattina poi, intorno alle 8, un'altra fuoriuscita autonoma a Cessalto. Un'auto, per motivi che dovranno essere chiariti dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di legge, ha finito la sua corsa contro una colonnina del gas, distruggendola completamente. Ci sono stati attimi di preoccupazione per la fuga di gas, ma individuata la perdita, i vigili del fuoco di Motta hanno riportato la situazione alla normalità. L'uomo, che si trovava al volante della vettura, è stato soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato all'ospedale. Torniamo a parlare adesso della inquietante scritta contro la Lega Nord inneggiante a Piazzale Loreto, comparsa sul muro in cemento del sottopasso di via Sarpi a Treviso. A fotografarla e pubblicarla era stato su Facebook il consigliere regionale Riccardo Barbisan. Dopo la condanna arrivata subito dal sindaco Giovanni Manildo, ora arriva anche quella del prefetto di Treviso Laura Lega. Esprimo ferma condanna per il grave gesto che non è solo estraneo alla cultura dei trevigiani, scrive il prefetto in una nota, ma rischia solo di esasperare un clima che deve essere improntato alla massima collaborazione e condivisione da parte di tutte le componenti istituzionali e sociali del territorio. È inaccettabile, conclude il prefetto, in ogni caso ogni forma di violenza, anche solo verbale, e pertanto si provvederà quanto prima alla identificazione dei responsabili. Torniamo adesso a parlare dell'inizio dell'anno, perché ci sarà la festa domani e l'allegria del Capodanno. Dal 2018, dalle prime ore del 2018, si dovrà fare i conti anche con l'ennesima stangata. Una batosta per le famiglie italiane proprio all'inizio del nuovo anno, quando dovrebbe regnare la positività per i 12 mesi che stanno iniziando. Ottimismo smorzato però dagli aumenti delle tariffe di luce, gas e autostrade. Si stima che ogni nucleo familiare nel 2018 dovrà fare i conti con un aggravio di 590 euro. Nel dettaglio, per l'energia elettrica ci sarà un aumento del 5,3%, per il gas del 5%. Una famiglia tipo per la luce sborserà 535 euro, 1044 quelli che invece dovrà tirar fuori dal portafoglio per le bollette del gas. Attenzione dunque ai consumi, ma anche per chi viaggerà non mancheranno le amare sorprese. Annunciati aumenti anche per le tariffe autostradali che variano a seconda delle tratte.
Per la Venezia-Belluno l'incremento è stato calcolato in 1,51%, pari a circa 20 centesimi. Uguale l'incremento per la Brescia-Padova, calcolato in un più 2,08%. 30 centesimi invece dovrebbe essere l'aumento per la tratta Venezia-Mestre-Trieste, pari all'1,88%, questo per far fronte agli investimenti messi in campo per la realizzazione della terza corsia. Rincari non proprio graditi dai trevigiani, sentiamo. Non si aspetta altro che la fine dell'anno per farci la sorpresa per l'anno prossimo. Molto difficoltoso per il prossimo futuro, è una cosa insomma, che non mi sembra corretta. Insomma bisogna tirare la ciglia un'altra volta. È già stretta comunque. Non è sicuramente un aiuto, anzi è sempre un compromettere il nostro lavoro che come vede non è così semplice. Male, perché vanno a intaccare la busta paga delle persone e non vanno più a spendere nel resto dei servizi. Una roba vergognosa, nonostante ne mette la tassa anche sull'aria che respiriamo. Abbiamo una bella prospettiva, grazie governo italiano, siete favolosi, vi amiamo. Allora la novità sul fronte delle banche venete con l'ipotesi della richiesta di insolvenza per Veneto Banca, una questione giuridica che però potrebbe aprire nuovi scenari per il risarcimento degli azionisti. Veneto Banca è o non è fallita? Un dubbio sul quale dovrà esprimersi il Tribunale, che potrebbe fare una grossa differenza per tutti gli attori di questa vicenda, che rimarrà nella storia trevigiana e non solo. Perché nel caso venisse di fatto dichiarato il fallimento, verrebbero coinvolti tutti gli amministratori fino al passaggio a Banca Intesa, ovvero da Consoli a Fondo Atlante compreso, che significa per gli azionisti ancor più garanzie di recupero degli investimenti. Un nodo tecnico sollevato a suo tempo da una cinquantina di azionisti guidati dall'avvocato Luigi Fadalti, che hanno presentato un'istanza di insolvenza in relazione al mancato ristoro dei titoli sottoscritti. Insolvenza non vuol dire fallimento, sottolinea l'ex presidente del Tribunale Giovanni Schiavon, perché primo una banca non può fallire, secondo perché l'insolvenza era nei confronti degli azionisti e non dei fornitori o dipendenti, e gli azionisti, proprio per la tipologia di investimento e di legame giuridico con la società, possono vantare un credito relativo e non assoluto rispetto ai collaboratori diretti e indiretti. Valutazioni tecniche quanto fondamentali, considerando che nelle intenzioni degli avvocati dei 50 ricorrenti nel mirino ci sarebbero soprattutto le società di revisione di Veneto Banca, che per queste situazioni sono blindate da pesanti polizze di assicurazione. Come dire, alla fine i soldi per gli azionisti potrebbero arrivare dai Lloyds inglesi. Vedremo come andrà a finire, noi invece adesso andiamo in pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornali di Treviso, torniamo a parlare di questo 2018 che sta per iniziare ormai fra 48 ore e che sarà ovviamente anche l'anno delle elezioni, anche nella Marca trevigiana, l'appuntamento 4 marzo, dalle amministrative con Treviso in testa alle politiche, soprattutto dove stanno già spuntando i nomi in corsa per Roma. Onorevole Rubinato, ma lei si ricandida? Nel 2013 io mi sono candidata solo perché lo hanno deciso gli elettori. Oggi invece il Partito Democratico non vuole più fare le primarie e quindi credo che una mia candidatura sia possibile soltanto se il Partito Democratico riconosce l'utilità della mia esperienza di oltre 2 legislature in Parlamento e soprattutto il valore del mio impegno a favore dell'autonomia dei Veneti. È uno dei tanti nodi che si stanno intrecciando nella maglia complessa che sono le candidature per il prossimo Parlamento. E nel caso dell'onorevole Rubinato la sensazione è che soprattutto in centro-sinistra trevigiano e veneto le acque siano non proprio tranquille. Tra i nomi nuovi in casa PD si parla dell'attuale vice di Treviso Roberto Grigoletto, ma anche dell'ex sindaco di Silea Silvano Piazza, definiti dei temerari, considerando che una campagna elettorale costa e non poco, mentre il risultato sembra tutt'altro che a portata di mano. Stesso concetto per Liberi e Uguali dell'ex magistrato Grasso, dove pare ci sia più di qualche difficoltà di individuare candidati. Meglio invece per il centrodestra, che punta a fare il pieno di parlamentari, in particolare la Lega, dove tra i nomi in corsa per Roma ci sarebbe il segretario Toni Darè, ma anche il veterano Giampaolo Vallardi, oltre all'ex assessore regionale Franco Manzato, solo per indicare i più accreditati. Nomi relativamente nuovi anche per Forza Italia, con l'ex sindaco di Pederobba Raffaele Barato che avrebbe dato la sua disponibilità e un Floriano Zambon che invece gli azzurri vorrebbero premiare con un seggio a Roma. Primi nominativi tra mille indiscrezioni per una campagna elettorale che dopo la Befana diventerà incandescente, considerando che il 4 marzo è già alle porte.
E dalle porte anche la nostra puntata consueta del sabato, la nostra rubrica dedicata agli oggetti, ai luoghi, ma anche ai simboli della Grande Guerra. E questa sera vi mostriamo i volantini che venivano lanciati negli opposti schieramenti, volantini lanciati per disorientare i soldati. Le potremmo chiamare le fake news dell'epoca. Il nostro Natale, compagni italiani, ufficiali e soldati, mentre le orde tedesche hanno trascinato contro di noi, ad estremo nostro oltraggio, una rappresentanza di quei turchi che noi battemmo a Bengasi, a Tripoli, a Lodi, e a Feltri un colonnello turco e comandante militare della città, e a Udine soldati turchi e bosniaci musulmani bivacano nelle nostre chiese. È l'inizio di uno dei tanti dispacci che venivano letteralmente sparati sulle nostre trincee lungo il Piave. E questo in particolare è stato diffuso giusto un secolo fa, stampato il 21 dicembre del 1917. Fogli testimoni di come si faceva informazione e disinformazione tra i soldati, molto spesso al buio di tutto che non fosse l'orizzonte della propria trincea. Era la propaganda psicologica per buttare giù di morale, diciamo, il morale proprio delle nostre truppe e delle loro truppe austriache. Senta, ma lei dove ha trovato questo? Questo materiale è stato trovato sul Piave, diciamo, diversi anni fa. Qui vediamo ad esempio questa bomba da mortaio, che non è una bomba da mortaio ma è un lanciamessaggi perché c'è un tappo. Era pieno di volantini, questo qua è una lanciamessaggi, diciamo, inglese, lanciato nelle postazioni austriache, in questi volantini in cui si dice praticamente che le truppe austriache stanno perdendo e quindi è meglio che si arrendano. Ordigni che il Piave ha restituito quasi un secolo dopo a Macerata, praticamente integri, permettendoci di conoscere questo aspetto di una grande guerra anche psicologica che si combatteva in tutti i fronti. Gli altri qua sono sempre dei tubi lanciamessaggi, questi qua sono italiani, trovati uno vicino al Molino della Sega e l'altro nella zona, diciamo, di Roncadelle, sempre sul Greto del Piave. In uno di questi due ordini c'era anche una singolare copia di giornale cecoslovacco, che in realtà era stato stampato dagli inglesi, con quelle che potremmo definire le fake news della Grande Guerra. Non è una fake news invece il nostro viaggio che continua tra i presepi da voi realizzati, le vostre natività, e allora oggi andiamo a vedere il presepe realizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Don Milani di Negrisi e di Ponte di Piave. I bambini con l'aiuto dell'insegnante hanno realizzato le statuine della natività utilizzando dei tronchetti di legno e anche con ritagli di tessuti hanno creato gli abiti. Allora vediamo insieme queste immagini. Busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you. Complimenti ai bimbi della quinta della scuola Don Milani di Negrisia di Ponte di Piave. Con queste immagini ci salutiamo, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Poche novità rispetto ai giorni scorsi. L'ultimo giorno del 2017 trascorrerà all'insegna di un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto al mattino possibili foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure
meridionali della nostra regione, più sole invece altrove, più nubi col passare delle ore, ma senza altre conseguenze. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui più sole al mattino, poi via via aumentano le nubi un po' ovunque, con cielo spesso coperto, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Qualche debole piovasco sarà possibile in nottata. Temperature massime tra 6 e 9 gradi, minime tra -2 e più 2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Prosegue il bel tempo, asciutto e stabile su tutti i settori, ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 9 gradi, minime tra -3 e più 3 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.